buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. I titoli di questa edizione. Non è stato un incidente, ma un gesto volontario. In un video la verità sulla donna morta carbonizzata in una stazione di servizio di Favara. La comunità è sotto shock. Nuova tragedia al largo di Lampedusa, 2 bimbi di 2 anni e un uomo morti di stenti su un gommone, un migrante disperso in mare. Nessuna parola di vicinanza da parte dello Stato. Le parole del fratello di una vittima nella strage di Monreale. Il giovane scrive al presidente Mattarella e alla premier Meloni. Violenza a Catania, sui social diventa virale il video di una rissa tra giovanissimi nel cuore della movida. Per gli esperti serve prevenzione. Il congresso dei veleni, tensioni nel Partito Democratico siciliano. Barbagallo è l'unico candidato alla segreteria regionale, tante le polemiche. Marsala celebra i bersaglieri giunti da tutta Italia per il 72esimo raduno nazionale del Corpo. Nel pomeriggio i festeggiamenti per i 165 anni dallo sbarco dei 1000. Calcio, il Palermo si prepara all'ultima gara di campionato, martedì al Barbera contro la Carrarese, rosanero che possono ancora sperare nel quinto posto. Bentrovati e buona domenica, lo avete sentito, è una tragedia che assume contorni ancora più drammatici. Valeria Di Gloria, di 41 anni, sarebbe morta in seguito ad un gesto volontario. Le immagini delle telecamere del distributore sembrano confermarlo. La procura indaga. Davide Sardo. Assume un contorno ancora più tragico la morte di Valeria Di Gloria, la donna di 41 anni di Favara, madre di 4 figli e da poco nonna, deceduta carbonizzata in una stazione di servizio tra Favara e Agrigento in contrada San Benedetto. Se in un primo momento si era ipotizzato un incidente, gli elementi emersi dalle indagini cambiano radicalmente il quadro. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore Lukoil e da quei filmati, secondo fonti investigative, si evincerebbe chiaramente che si è trattato di un gesto volontario. La donna si ferma accanto alla colonnina, scende dall'auto, prende la pistola del carburante e cosparge l'abitacolo con la benzina, nonostante la sua Fiat Punto fosse alimentata a diesel. Poi l'incendio e la violenta deflagrazione che non le ha lasciato scampo. A riconoscere l'auto e la sagoma tra le fiamme è stato il padre, dopo aver visionato proprio quel tragico video. Il primo ad accorgersi dell'accaduto è stato un vigile del fuoco libero da servizio che ha tentato inutilmente di prestare soccorso. La comunità è sotto shock. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha raggiunto il luogo della tragedia per portare conforto ai familiari. Valeria Di Gloria era molto conosciuta. Le sue fragilità, aggravate da una condizione di depressione, potrebbero averla spinta a un gesto estremo proprio nel giorno della festa della mamma. Una tragedia che ora la procura dovrà ricostruire fino in fondo per dare risposta ad una famiglia devastata dal dolore e ad una città ancora incredula. Sbarchi senza fine a Lampedusa e c'è una nuova tragedia. Morti di stenti, un uomo e 2 bimbi di appena 2 anni. C'è anche un disperso. Eva Spampinato. Una notte di sbarchi e dolore a Lampedusa. Sono arrivati in 57 a bordo della nave ONG Nadir, ma con loro anche 3 cadaveri, un uomo e 2 bambini di appena 2 anni. Sarebbero morti di stenti dopo giorni di deriva in mare. Il gommone era partito da Zawiya, in Libia, mercoledì notte, a bordo superstiti originari di Gambia, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Niger, Togo. Poco dopo l'arrivo, 6 migranti, tra cui 2 bambini, sono stati evacuati d'urgenza dalla Guardia Costiera per gravi ustioni e disidratazione. Ora sono in cura al poliambulatorio dell'isola. Le salme, invece, sono state trasferite al cimitero di Calapisana. A raccontare la tragedia sono stati i superstiti. Uno di loro, ustionato, si sarebbe tuffato in mare in cerca di sollievo, ma non è più riuscito a risalire a bordo, è scomparso tra le onde. Si cerca ancora il suo corpo. Il Mediterraneo si trasforma di nuovo in teatro di tragedie, dove la morte, troppo spesso, arriva prima della salvezza. Nella stessa notte altri 3 barconi con 236 migranti a bordo sono stati soccorsi da Guardia Costiera e Frontex, tra loro molte donne e minori provenienti da Afghanistan, Eritrea, Sudan, Egitto. Tutti sono stati trasferiti nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove ora ci sono 470 persone.
Intanto all'hotspot di Lampedusa ci sono tutti e quattro i genitori che vengono dalla Ghana dei due bambini appunto che sono morti e vengono assistiti dal team di psicologi. Nella struttura di primissima accoglienza non ci sono invece né parenti, amici o conoscenti dell'uomo appunto che si sarebbe gettato in mare per trovare refrigerio e non è più riuscito a risalire sul gommone a causa del mare agitato. Un dolore senza fine per i familiari delle 3 vittime della sparatoria di Monreale. Marco Pirozzo, fratello di una delle vittime, scrive al presidente Mattarella e al premier Meloni: assenza della vicinanza delle autorità dello Stato. Giusy Lazzara. Il dolore non trova pace per i familiari dei 3 giovani uccisi nella sparatoria di Monreale del 27 aprile. Con una lettera a Marco Pirozzo, fratello di una delle 3 vittime, si rivolge al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da siciliano, da uomo delle istituzioni, da fratello, so che lei conosce bene il dolore di una perdita brutale e ingiusta. Le chiedo di farsi portavoce del nostro appello e di aiutare a trovare soluzioni concrete per onorare tutte le vittime di queste violenze insensate. Il suo appello anche alla Premier Giorgia Meloni. Oltre al dolore sento con un'amarezza profonda, dice Pirozzo, l'assenza di vicinanza da parte delle massime autorità dello Stato. Nessuna parola, nessun gesto, nessuna attenzione da chi dovrebbe rappresentare e tutelare ogni cittadino. Nella sparatoria di Monreale sono morti Massimo Pirozzo, 26 anni, Andrea Miceli, anche lui 26 anni, e Salvatore Turdo, 23 anni. 2 i fermati accusati di strage: Salvatore Calvaruso, 18 anni, e Samuele Acquisto, di 19, entrambi del quartiere Zen di Palermo. Ancora nella lettera si legge: il vuoto lasciato da mio fratello è devastante per me, per la mia famiglia, per la sua ragazza, che lo ha tenuto fra le braccia negli ultimi momenti di vita. È un dolore che non si colma, una ferita che non si rimargina. Rivolgendosi a Mattarella e Meloni, Marco Pirozzo aggiunge: vi chiedo, a nome della mia famiglia, delle famiglie delle altre vittime, di intervenire con urgenza. Il mondo è cambiato e lo Stato deve adeguarsi con risposte forti, decise e concrete. A Catania in pochi giorni 2 episodi di estrema violenza in 2 contesti diversi della città, e poi, come spesso accade, questi episodi vengono ripresi con un cellulare e i video diventano virali. Sentiamo. Anche Catania diventa ancora una volta teatro di violenza. Sembra un copione che si ripete e il rischio poteva essere che il copione, fatto di giovani, movida notturna e risse a colpi di sedie, diventasse un'altra Monreale. Qui siamo in via Garibaldi, cuore della movida catanese. Una serata come un'altra, tra un cocktail e una chiacchierata. Poi l'improvviso precipitare degli eventi. Una lite, la rissa degenera. Volano sedie, la gente urla, il panico esplode. Il video, diventato virale, mostra la furia incontrollata di giovani che trasformano la strada in un ring, per fortuna rimasto vuoto e senza nessuno sconfitto in terra. I bulli fuggono all'arrivo della polizia, lasciando dietro di sé solo caos e paura. Le indagini sono in corso, la Digos sta visionando i filmati per identificare i responsabili. Solo poche ore dopo, un'altra scena di violenza, questa volta a San Berillo. Una lite tra 2 uomini di origine africana finisce nel sangue. Un 18enne colpisce al polso un uomo di 33 anni con un coltello e un passante a evitare il peggio, bloccando l'aggressore, chiamando i soccorsi e rincorrendolo. Il ferito è in ospedale, il 18enne arrestato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma bianca. 2 episodi in poche ore, 2 segnali preoccupanti. Non è solo cronaca, è il sintomo di una città, di una intera società che sembra scivolare verso una pericolosa deriva violenta, con dinamiche sociali sempre più fragili che la alimentano. Abbiamo sentito anche in questi servizi giovani che ricorrono con facilità alla violenza, arrivano addirittura ad uccidere. Noi abbiamo sentito la Presidente della Corte di Cassazione Cassano, che è intervenuta appunto al nostro TG grazie al servizio di Francesco Aloi.
ragazze minorenni che picchiano coetanee, ma i giovani arrivano anche ad uccidere. Le vie della movida diventano sempre più pericolose e gli ultimi casi di cronaca in Sicilia lo dimostrano. Per la Presidente della Corte di Cassazione è importante prevenire. Per prevenire occorre l'impegno innanzitutto della famiglia, che è il primo luogo in cui la persona si forma e riceve un'educazione. Occorre il ruolo altrettanto fondamentale della scuola, complementare a quello della famiglia e non in contrapposizione. Scuola e famiglia quindi devono andare a braccetto. I giovani però spesso preferiscono prendere come modello gli influencer, ma quelli del crimine. Personaggi che inneggiano al malaffare e dei social fanno il loro terreno di conquista. Se purtroppo succedono aspetti e fenomeni patologici, ci sarà il processo. Per la Presidente, lo Stato, prima che sulla repressione, deve puntare sull'educazione. L'intervento giudiziario non può mai tradursi in una forma sostitutiva delle azioni preventive o non può mai trasformarsi in una vendetta. Qualunque sia il tipo di reato commesso, la risposta deve essere giusta, equilibrata e proporzionata. Ma attenzione anche alle serie TV, quelle incentrate sulla violenza, scene che spesso vengono emulate dai minori. E adesso cambiamo argomento, la politica siciliana, sale ancora la tensione in casa PD durante lo svolgimento delle assemblee precongressuali. Accuse di brogli piovono su un congresso già sopra le righe. Manlio Viola. Non bastava il muro contro muro politico, sul congresso del Partito Democratico piovono adesso anche accuse di brogli in occasione delle votazioni dello scorso 27 gennaio, quando furono scelte le regole congressuali. A muovere le accuse è il deputato Fabio Venezia, dato per concorrente alla poltrona di segretario, ma che alla fine ha scelto di non correre contro l'uscente Barbagallo, che va verso la riconferma. Secondo Venezia sarebbero 52 i profili falsi o comunque non identificati. Si va dal nickname Gatto Nero a CT, da Doghi a vari profili identificati semplicemente come iPhone, utente Zoom o Xiaomi. C'è chi risulta votante ma conferma di non essersi collegato, di non avere neanche rinnovato la tessera, e persino un votante che risulta deceduto. Ci sono infine membri storici del partito come Angelo Capodicasa, Nino Tilotta, Giuseppe Mestineo e altri che, racconta Venezia, hanno dichiarato sulla stampa con grande onestà intellettuale di aver votato in quell'occasione pur non facendo parte dell'assemblea. La replica di Barbagallo parla di accuse irricevibili. Tra i diritti degli iscritti, dice il segretario, c'è sicuramente quello di proporre legittimamente ricorso agli organi di garanzia preposti al controllo e alla tutela di tutte le procedure, che potranno appurare i fatti, certamente confermando che non hanno votato persone defunte. Se ricorsi e contestazioni ci saranno, si verificherà la regolarità del percorso nelle sedi opportune, conclude il segretario. Ma Venezia gli controreplica: se tutto è in ordine, vengano pubblicati gli elenchi dei votanti. Il clima di scontro dentro i Dem diventa sempre più rovente. A Canicattì, folla commossa per la traslazione del corpo del beato Rosario Livatino. Nella chiesa di Santa Chiara il corpo è stato venerato pubblicamente prima della definitiva collocazione nel nuovo mausoleo. Sentiamo. La città si ferma, la fede e la legalità camminano insieme. A Canicattì migliaia di persone hanno reso omaggio al beato Rosario Angelo Livatino in occasione della traslazione del suo corpo dalla cappella di famiglia al nuovo mausoleo nella chiesa di Santa Chiara. Una cerimonia solenne e carica di significato, accompagnata da un corteo religioso lungo via Giudice Livatino, tra ali di folla e massime misure di sicurezza. Livatino è il simbolo di una giustizia vissuta con coerenza evangelica, ha detto l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Per quanto riguarda la mentalità mafiosa, penso che debba essere tutta la società civile a fare la sua parte, in modo chiaro, senza ambiguità. E anche qui la figura del beato Rosario è una figura chiara, senza compromessi, libera. A sorprendere la rivelazione dei sacerdoti che hanno seguito la ricognizione. Il corpo è stato trovato intatto e incorrotto. Una maschera in silicone è stata realizzata per permetterne la venerazione pubblica, riproducendo fedelmente i tratti del giovane magistrato. Al termine della celebrazione l'urna è stata esposta sul sagrato, poi ricollocata all'interno del mausoleo, che resterà aperto alla preghiera fino al 18 maggio.
E adesso a Catania, una domenica all'aria aperta per i catanesi, molti dei quali hanno scelto di partecipare alla 17ª edizione della Corri Catania, 5 chilometri a passo libero nel cuore della città. Orazio Longo. Una città in movimento per una domenica di primavera che è anche giorno di festa della mamma. E così, tra i tanti che hanno deciso di scendere per le strade del centro, vestiti con la tradizionale maglietta bianca con l'omino e il simbolo della 17ª edizione della Corri Catania, la corsa camminata aperta a tutti, ci sono anche loro, le mamme. Quest'anno si corre per il progetto Auto della Donazione, che si concretizzerà in un'auto medica attrezzata per il trasporto di sangue destinata alla Croce Rossa. Al via anche alunni e alunne delle scuole insieme alle loro famiglie. È bellissima, la faccio ogni anno da 5 anni. Sì, noi da 5 anni che la facciamo. Bellissima. Siamo stanchissimi. Da Piazza Università il percorso si snoda per 5 chilometri attraverso via Etnea, via Sant'Euplio, via Santa Maddalena per arrivare a Piazza Dante, Piazza San Francesco e Piazza Federico di Svevia e concludersi in Piazza Duomo. Tanti catanesi ma anche turisti amanti delle camminate ad approfittare dell'evento per ammirare gli scorci suggestivi del centro storico. Sul lungomare invece nuovo appuntamento con il Fest tra mercatini, sport, cultura e solidarietà, con l'autobook in Piazza del Tricolore per gli appassionati della lettura, ma anche l'autoemoteca dell'Associazione San Marco per effettuare screening clinici e donare il sangue. Marsala celebra i bersaglieri giunti da tutta Italia per il 72esimo raduno nazionale del Corpo. Laura Spanò. Il loro spirito, simboleggiato dalla corsa e dalle piume nere, rimane un emblema di coraggio, velocità e dedizione. In 25.000 oggi hanno invaso pacificamente la città di Marsala per il 72esimo raduno nazionale dei bersaglieri. La grande sfilata delle fanfare da piazza Francesco Pizzo, al ritmo inconfondibile delle trombe piumate, il corteo ha attraversato le vie del centro cittadino. Così Marsala celebra i bersaglieri d'Italia e lo fa in una calda giornata di maggio e tra due ali di folla che assiepano il centro cittadino. Ad aprire la sfilata i bersaglieri del Friuli che raccolgono il testimone per il 73esimo raduno. Si nasce bersagliere e si corre fino alla morte da bersagliere. Da dove venite? Noi veniamo dal Friuli e saremo quello che l'anno prossimo organizzeranno questo bel raduno. È una gioia immensa, noi lo facciamo tutti gli anni col cuore, con l'anima bersaglieresca che abbiamo dentro da quando abbiamo fatto il servizio militare. Bellissima vedere tutte queste teste piumate, poi quando ci sono è bello, è veramente bello e fa piacere accompagnare i mariti a questi raduni. Ma li accompagnate anche correndo? Anche, sì, se c'è da correre corriamo anche noi. Marsala vive una giornata dal fortissimo valore simbolico, si celebrano anche i 165 anni dallo sbarco di Giuseppe Garibaldi che proprio qui mosse il primo passo verso l'unità d'Italia. Due storie intrecciate, quella risorgimentale e quella bersaglieresca che si fondono in un'unica narrazione di coraggio e memoria collettiva. E a Marsala era presente anche il capo di Stato Maggiore della Difesa e decano dei bersaglieri, il generale Luciano Portolano. E adesso invece andiamo a Trapani che ospiterà la prossima edizione dei campionati italiani assoluti di corsa su pista in programma dal 5 all'8 giugno. Viene considerata una delle strutture più all'avanguardia d'Europa il pattinodromo comunale di Trapani, completamente ristrutturato, che dal 5 all'8 giugno ospiterà 600 atleti per i campionati italiani assoluti di pattinaggio, corsa su pista, skate Italia, su un ovale lungo 200 metri e largo 6, in palio i titoli tricolore. Ci saranno 4 giorni di festa, ci sarà l'inaugurazione come è stato detto, ci saranno degli spettacoli collaterali, ci saranno oltre 1000 persone che alloggeranno qui per 5 giorni consecutivi, un indotto economico da non poco conto. Mi sembra un dovere, io ritengo che Trapani oggi sia uno dei punti migliori del pattinaggio d'Italia, delle rotelle, non del pattinaggio.
e per noi è già a tutti gli effetti un centro federale, è quello che vorremmo farlo diventare. Attese per l'evento 13.000 persone con un impatto economico stimato di circa 1.800.000 euro. Trapani si propone una città dello sport per gli sportivi e anche per fare, detto tra noi, ci vediamo in giro, anche dell'incarico turistico in un comparto e in un settore diverso. All'evento saranno presenti anche numerosi campioni del mondo di pattinaggio. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, il Palermo contestato dalla Curva venerdì sera, lavora per l'ultima gara di campionato che sarà martedì al Barbera contro la Carrarese, rosanero che possono ancora sperare nel quinto posto. Marco Gulla. La vittoria sul Frosinone ha permesso al Palermo di mettere sigilli alla qualificazione play-off. Una vittoria netta e conquistata grazie alla doppietta di Brunori, maturata in un contesto decisamente poco benevolo, considerata la contestazione degli ultras rosanero. Il Palermo mira adesso alla migliore posizione da raggiungere per giocare il primo turno play-off in casa. In teoria la formazione di Dionisi può ancora arrivare quinta, ma nell'ultimo turno di campionato, in programma martedì sera, dovrebbe intanto battere la Carrarese, sperare che la Juve Stabia perda in casa contro la Sampdoria e il Catanzaro non vincere sul campo del Mantova. Se la situazione dovesse rimanere tale, con il Palermo al settimo posto, siciliani che sabato sarebbero obbligati a vincere fuori casa contro Catanzaro o Juve Stabia per passare il turno. Dopo una vittoria così penso che si recuperino meglio le energie fisiche e mentali, perché logicamente le vittorie servono per fare morale, dare morale, per creare autostima, per maggiore autostima e per vedere con più positività la partita successiva. Martedì sera al Barbera il clima dovrebbe essere più disteso, il Palermo sicuramente più rilassato, visto che ha già ottenuto i play-off, e sperare di poter chiudere nel migliore dei modi la regular season e preparare il primo turno play-off che si giocherà sabato. In Serie C, dopo il pareggio del Francoscoglio, il Messina dovrà vincere sabato prossimo a Foggia per centrare la salvezza. Sergio Colosi. Si complica il cammino salvezza del Messina dopo lo 0-0 nella gara d'andata. Sabato prossimo il ritorno allo Zaccheria e i giallorossi non hanno alternative al successo per rimanere in terza serie. Il pareggio del Francoscoglio ha riproposto limiti offensivi del passato, soprattutto a difesa avversaria schierata. Il Messina ha costruito una punizione di Tordini nel primo tempo e 2 occasioni nella ripresa, con un colpo di testa di Dell'Aquila e un diagonale fuori misura di Luciani. L'attaccante è stato l'esempio dell'involuzione della squadra insieme al capitano Petrucci e ad altri calciatori che non sono riusciti a trascinare i compagni. Il Foggia, ricostruito nel morale e tatticamente da Gentile, dopo 6 sconfitte e un pareggio nel finale della regular season, ha svolto con diligenza il proprio compitino, rischiando pochissimo e sfiorando il vantaggio con Sarr, che da pochi passi ha colpito Krapicas. Nulla di trascendentale, ma che è bastato per lasciare la Sicilia da imbattuto. Per Foggia Gatto dovrà inventarsi nuove soluzioni offensive, come l'inserimento di Dell'Aquila dall'inizio, per provare a vincere senza attendere ad oltranza come all'andata, perché non ci sarà un domani. Ci fermiamo per una nuova pausa, ritorniamo tra poco con tutti gli ultimi aggiornamenti. Non ci sono aggiornamenti, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona serata.